Benvenuti e benvenuti al nostro TG. In questa edizione parleremo dell'intelligenza artificiale e del successo che sta avendo Alexa. Ma sentiamo com'è andata ad un nostro fedelissimo telespettatore, Nane Bortoin. Buongiorno signor Nane Bortoin, vediamo con piacere che anche lei si è convertito alla tecnologia e ha comprato Alexa. No, a costia massa. Ho comprato sua sorella Alessia, ma non funziona bene per niente, guarda, basta, non funziona bene. Ma come mai, scusi, ma l'ha perlomeno settata? L'ho sentata, l'ho messa in piedi, a fa sempre quel che voleva. Ma in che senso, scusi? Per esempio ieri sera che ho detto mettimi su una musica rilassante, a me che ha messo sul De Profundis, non potevo neanche stuarla perché avevo i mani sui maroni. E sua moglie come si trova con Alexa? Bene? Malissimo. Ha andato avanti 10 minuti ieri sera a parlare col bidet, a pensare che fosse Alessia. Ma mia moglie è gelosa. Ha messo Alessia in terrazza, costo freddo. Ma senti cosa che ha risposto Alessia. Senti. Nane, te prego, fammi entrare, che qua de fora me ciappo il famoro o influenza. Gatto capito, senti gente. Ma insomma, esprima il suo grado di soddisfazione. Malissimo, non sa neanche l'inglese. Neanche l'inglese, ma è impossibile. Ga domanda cosa vuol dire I don't know. A me ha detto non lo so. E dopo voglio stendermi. Devi stendere in inglese. Come sarebbe stendermi? Sì, a me ha detto do you understand? Ma a cosa peso se 2 ore fa che ho detto fammi una spremuta energetica. Ha fatto esplodere la cucina, ha fatto esplodere. Ah, ecco allora perché è pieno di cerotti. No, sti qua io messi perché sono io smettere di fumare. Ah, allora guardi, se li metta sulla bocca magari funzionano. Ma che cazzo c'entra? Torniamo in diretta che è molto meglio. Scusate. Sì, direttore? Complimenti per il servizio sull'artificiale. No, forse vorrà dire sull'intelligenza artificiale. No, l'intelligenza come al solito lei l'ha dimenticata a casa. Alexa, cercami un nuovo giornalista, ma stavolta lo voglio sveglio.